Un'interpellanza urgente al sindaco di Nuoro per chiedere lumi sullo stato di attuazione di una serie di opere pubbliche finanziate e non ancora concluse in città. L'ha presentata Pepe Montesu, consigliere comunale del PDL, che in una nota scrive: l'amministrazione comunale di Nuoro da oltre 20 anni ha usufruito di finanziamenti cospicui necessari per la realizzazione di opere pubbliche che sono tra l'altro di notevole importanza per l'intera cittadinanza, oltre che di garanzia occupazionale per le maestranze e per la riduzione del triste fenomeno della disoccupazione. Tra queste il nuovo palazzetto dello sport, la ristrutturazione delle palazzine di proprietà del comune a Montegurtei, la costruzione della pedemontana e il contratto di quartiere di Saesulis e Predistrada. Si tratta di opere i cui finanziamenti mettono a disposizione risorse cospicue e importanti, scrive Montesu. A fronte di questi ritardi nell'avvio delle opere pubbliche c'è la grave crisi del settore edilizio che sta portando ad aumenti della disoccupazione che non possono essere sostituiti da altre opportunità occupazionali. Secondo l'esponente dell'opposizione, le diatribe burocratiche mortificano le speranze degli addetti senza che ci sia il seppur minimo scatto di orgoglio da parte dell'amministrazione, i cui risultati, secondo Montesu, sono finora disastrosi. Per tutti questi motivi il consigliere comunale del PDL ha deciso di presentare un'interpellanza urgente al sindaco per chiedere notizie esatte su tali opere. Questi ritardi sono inconcepibili, ormai ultraventennali, conclude Montesu nella nota. Vanno fatte proposte concrete sull'inizio dei lavori e sulla loro ultimazione, indicando anche i tempi necessari per la loro pratica attuazione.